Ciao Assessore, sono Giovanni Azzolini, il sindaco. Volevo solamente farti qualche quesito sulla, credo sia un'ordinanza, quella che tu abbia preso per delimitare il fenomeno della prostituzione. Da Mogliano a Vicenza la lotta alle prostitute in Veneto ormai non conosce confini. Ordinanze, retate multe salatissime non hanno incrinato il fiorente mercato del sesso e basta percorrere pochi chilometri di una delle regionali della Marca per rendersi conto che anche l'impegno costante delle forze dell'ordine non può essere sufficiente da solo a debellare la richiesta d'amore a pagamento. A Vicenza il regolamento predisposto dal Comune ha previsto che nelle aree urbane non si possano contrattare prestazioni sessuali. Ne deriva in questo modo la possibilità di farlo nelle zone industriali, una sorta di free sex area che non risolve il problema ma lo sposta lontano dagli occhi dei passanti e lontano dalla città, una soluzione che in parte convince anche il primo cittadino moglianese già in prima linea con il referendum sulle case chiuse. Limitare comunque il fenomeno in una zona industriale potrebbe essere un modo per portare il fenomeno altrove. È una cosa interessante, possiamo valutarla. Del resto, spiega Azzolini, così non si va da nessuna parte. È servito un po' a poco, nel senso che per essere applicato questo regolamento serve una quantità incredibile di polizia, di carabinieri e di forze dell'ordine e io vorrei dedicare la mia polizia, i miei carabinieri, i miei vigili urbani a correre dietro ai ladri e non certo alle prostitute. A Vicenza intanto i problemi non mancano. Sì, incuriosito e interessato, insomma. Spostare fisicamente le prostitute da una zona all'altra della città non è semplice, spiega l'assessore Rotondi. Possiamo solo continuare a sanzionare i clienti. Il provvedimento in parte ha dato i suoi frutti, ma la soluzione del problema pare ancora distante dall'orizzonte.